nostri gelatieri, che sono gli emigranti del Veneto. È una battaglia di civiltà a difesa del gelato artigianale italiano, gelato italiano. Perché Cadore, perché Belluno, perché Treviso, ma i cadorini sono i primi partiti. Perché loro a fine 800 commerciavano dai loro magli i chiodi e il ferro, da lì conoscono questi mercati e da lì poi capiscono l'evoluzione e passano dall'attività di fabbri a gelatieri. È straordinario ricordare che i nostri gelatieri sono quelli che hanno inventato il cono. Il cono, la cialda, è inventata dai bellunesi, da un cadorino che si chiama Marchione. Italo Marchione, un cadorino. Quindi il cono che in tutto il mondo si utilizza, se lo inventano questi perché capiscono che il gelato che servivano con i carrettini doveva essere messo da qualche parte. A proposito di plastic free, no? I nostri innovatori esaldo. E quindi si va alla 60ª mostra, noi la sosteniamo, è una grande vetrina internazionale. Un appello che faccio a tutte le aziende di partecipare anche come espositori, perché comunque c'è sempre posto anche per l'ultimo arrivato, quindi un appello anche ai veneti di essere presenti.